Per tutta la serata i tecnici dell'ARPA hanno effettuato rilievi ed accertamenti, mentre la polizia locale iniziava le indagini sull'incidente. La vasta macchia di gasolio era ben visibile nelle acque del Sile. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha scongiurato l'espandersi della macchia. Sono state posizionate due panne assorbenti, una sotto il ponte De Gasperi e l'altra in zona Toniolo. A lanciare l'allarme ieri nel tardo pomeriggio alcuni cittadini che avevano sentito l'odore acre del gasolio ed avevano visto la macchia scura galleggiare. Diciamo le stime così del tutto approssimative in questo momento ci portano a dire che siamo intorno ai 100 litri di gasolio sversato. Una parte dello stesso è stato assorbito dal piazzale, una parte del gasolio è stato assorbito dalle condutture interne e sotterranee e una buona parte è stata sversata nel Sile. Secondo una prima ricostruzione, lo sversamento sarebbe avvenuto all'interno del cortile della sede delle poste in Piazza Vittoria. A quanto pare, in quel momento, un'autobotte stava rifornendo di carburante a un bruciatore. Le indagini della polizia locale hanno portato fino a Roma individuati i responsabili. È stata individuata una ditta di Roma, adesso verranno convocati i legittimi proprietari, il rappresentante legale della ditta stessa, verrà avviata la procedura tramite la polizia giudiziaria per capire se ci sono gli estremi anche dell'inquinamento ambientale. Ci vorranno alcuni giorni per bonificare l'area inquinata del Sile. Fortunatamente però il gasolio non avrebbe causato danni né alla flora né alla fauna.